Euroregione.news. Lions, un Natale col miele all'ASP di Codroipo. Una piccola cerimonia all'aperto, davanti alle vetrate che assicuravano gli ospiti della casa di riposo. Una delegazione del Lions Medio Tagliamento con Eli Azzano ha consegnato miele locale al presidente Giovanni Castaldo, alla presenza del sindaco Fabio Marchetti. Ringraziamo di questo momento per essere a voi vicini, per permetterci di essere a voi vicini nella consegna di questo miele che per noi ha anche un significato di un percorso di vicinanza quindi alla natura attraverso il mondo delle api e per le difficoltà che sappiamo anche nella loro attività di riproduzione eccetera e quindi anche nella loro presenza e quanto sono importanti anche e quindi sono importanti per noi ma sono importanti anche per gli ospiti di questa casa di riposo evidentemente con i quali vogliamo dare anche un contributo di vicinanza in questo modo, di dolcezza vicino a Natale è ancora di più importante. Quindi al tempo stesso mi permetto anche di consegnare, così faccio un'opera anche di vicinanza ulteriore, il guidoncino del club al presidente della casa di riposo, che così rimane anche proprio il segno del nostro passaggio. Quello magari il miele per fortuna se ne andrà, questo invece rimane. Grazie due volte, uno come presidente della casa di riposo dell'ASP qui di Codroipo, ma soprattutto come Lions, facendo parte pure io del club Lions Udine Duomo e questo dimostra la sensibilità e ancora una volta, se c'era da dimostrare, il We Service, il servizio che noi tutti come Lions cerchiamo di dare alla gente e in questo momento soprattutto nei riguardi dei più fragili, i quali sono stati purtroppo e speriamo che se ne esca fuori, sono stati colpiti da questo virus, da questa pandemia e questi gesti così semplici, umani, danno ancora una volta, se c'era da dimostrare fuori, con questa cerimonia sobria però ricca di significato, dare in questo momento a persone che voi le vedete sono fragili ma nello stesso tempo attraverso i loro occhi danno proprio l'immagine di voler ritornare a una vita normale. Li abbiamo tenuti purtroppo sempre per le note vicende di questo virus un po' in disparte, ma non è mancato mai il nostro affetto e l'affetto soprattutto del personale, perché avere a che fare con queste persone, avere a che fare con persone fragili, avere a che fare con il mondo della demenza, e noi siamo molto attenti col nostro direttore e con tutto il personale a dare proprio quel piccolo aiuto, come dicevo, a questa gente. E un grazie veramente di cuore, è un qualche cosa di importante che possiamo fare, dobbiamo fare per gli altri e questo, ribadisco, è il vero servizio del mondo lionistico. Grazie. Il latte col miele sia nei bambini sia nelle persone anziane in questo periodo di pandemia fa bene come mucolitico. Invece di prendere lo sciroppo si prende un bel cucchiaio di miele nel tè, nel latte e nel caffè pure, che va bene come dolcificante. Io ringrazio a nome della città di Codroipo il presidente del Lions Club Medio Tagliamento, il consiglio direttivo, una rappresentanza per cui quest'oggi ci hanno consegnato questo dono, che è un dono simbolico, come ricordava prima il presidente, perché il miele proviene dalle api, le api sono un simbolo imperiale e storicamente sono un simbolo di colui il quale produce il nettare degli dei e senza il quale non potremmo esistere nel mondo.
e quindi oggi diventa un simbolo oltre che un dono per noi molto importante, per cui vi ringraziamo veramente col cuore. Il simbolo è anche un simbolo di dolcezza e quindi non può fare che piacere ricevere un regalo che in questo momento è dolce, perché penso che tutti quanti abbiamo bisogno, oltre che di salute, di dolcezza in questo periodo, in questi anni che sono stati molto molto duri. Mi riferisco soprattutto, e ringrazio il direttore responsabile Covid unitamente ai ragazzi e alle ragazze che lavorano per mantenere in salute gli ospiti della struttura. Io vi ringrazio veramente a nome di tutta la città, state preparando dei manicaretti, adesso non vorrei disturbarvi, però avete passato dei momenti, hanno passato dei momenti molto difficili. Ho chiesto prima perché ho letto anch'io sulla stampa, ma mi accingo a compiere quasi gli 11 anni di governo della città di Codroipo e mai avrei pensato di vivere una gestione di una pandemia come quella attuale, e proprio in questi giorni, dicevo, ho ripercorso l'ultimo anno, che è stato contrassegnato da quello che si spera sia una delle vie d'uscita possibili da questa pandemia, ovvero sia le vaccinazioni. Approfitto di questo spazio che mi viene concesso perché proprio l'ASP Daniele Moro, con il suo presidente e il consiglio direttivo che ringrazio, il suo direttore e tutto il suo staff che è responsabile Covid di questa importante struttura, hanno da subito vaccinato tutto il personale dipendente, ma soprattutto tutti gli ospiti a inizio dell'anno. L'abbiamo fatto ovviamente con tutto il rispetto delle norme di legge, poi abbiamo continuato con le seconde dosi e oggi abbiamo già esaurito il ciclo cosiddetto booster di terze dosi, quindi una vaccinazione pressoché completa, unitamente all'anti-influenzale che anch'io personalmente ho fatto. Io credo nella scienza, credo nel vaccino, credo nella medicina e credo che questo sia l'unico modo per uscire da questa pandemia. Oggi, se possiamo così essere ancora in zona gialla rispetto all'anno scorso, in cui vi ricordate eravamo in situazioni ben peggiori proprio in questo periodo prenatalizio, lo dobbiamo soprattutto alla scienza, alla ricerca e soprattutto anche a persone che come voi si impegnano anche per sostenere non solo queste attività benefiche, ma anche con i vostri service e i vostri WIC, come diceva il Presidente prima, e il mondo scientifico, cosa che avete sempre fatto con eccellenza. Per questo noi vi ringraziamo veramente col cuore in mano e vi auguriamo a voi e alle vostre famiglie un Natale in piena salute e un 2022 che sia migliore di questo 2021 che abbiamo quasi concluso. Da Codroipo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news